È stata riaperta stamattina la Galleria di Mughina nella periferia di Nuoro lungo la 389. La struttura, che unisce oltre che importanti quartieri cittadini come Città Giardino e Bado e Carroso al centro storico, rappresenta un importante snodo che mette in collegamento l'Ogliastra con Oliena, Dorgali e Orgosolo. I lavori sono iniziati lunedì scorso a cura dell'amministrazione comunale, che ha investito per il maquillage 20.000 euro. Un intervento resosi necessario a causa del progressivo degrado subito dal tunnel che nel corso degli anni ha progressivamente reso pericolosa la percorrenza, specie in occasione di abbondanti piogge. I lavori di manutenzione straordinaria programmati e realizzati dal settore Polizia Municipale e dal settore Lavori Pubblici avevano anche la finalità di accrescere i livelli di sicurezza del tratto stradale. Tra gli interventi realizzati la segnaletica orizzontale e verticale con rifacimento delle strisce di delimitazione della carreggiata, la riparazione e la sostituzione dei segnali catarifrangenti e il posizionamento al centro della strada dei cosiddetti occhi di gatto, le borchie catarifrangenti sul bordo della strada. Da segnalare il miglioramento della visibilità all'interno del tunnel con l'implementazione di una nuova illuminazione realizzata con la sostituzione di tutti i punti luce. Altro intervento ha riguardato la pulizia dei 50 pozzetti situati all'interno della galleria, necessari per far defluire l'acqua in caso di pioggia e ridurre la possibilità di allagamenti. Resta in piedi il progetto per una ristrutturazione radicale della galleria col posizionamento di pannelli fonoassorbenti, centraline per il soccorso e l'antincendio, un sistema per far defluire i gas di scarico, ma il finanziamento è stato bocciato dal Consiglio regionale.